Sono molto contento di questo incontro e anche naturalmente della partecipazione. Devo ringraziare appunto il Comune di Serraricò che ha collaborato con l'Accademia e l'editore Erga che ha allestito la bella locandina e le figlie Anna e Marina Solinas che hanno dato questa bellissima fotografia di questa bella bambina che sta leggendo su una poltrona un libro e ha questo sguardo così profondo, no? Questo sguardo che va oltre, come ha avuto per tutta la vita Beatrice Solinas Donghi, che è stata una scrittrice che proprio sul modo di guardare e sul modo di osservare le piccole cose è riuscita a darci un'interpretazione complessa, no? Lavorando in qualche modo sul semplice, sul dettaglio, ci ha portato davanti alla complessità. Questo sia nelle tante parti della sua attività, che sono state quelle certo la parte più celebre, più nota, quella della grande scrittrice per l'infanzia, ma anche della grande scrittrice degli adulti, scoperta da Anna Banti su Paragone, autrice di scuderie importanti, prima la Feltrinelli con Bassani, poi Rizzoli, poi Bompiani, e poi ancora tanti altri aspetti, l'anglista, come è stato ricordato, e anche qualche cosa che deve essere ancora indagata, cioè nel senso la pubblicista, le collaborazioni con le recensioni alla letteratura per l'infanzia su Tutto Libri e la collaborazione negli anni 80, i primi anni 90 al Secolo, diretto per la terza pagina da Grottin e animato da Guido Arato, che era un suo grande stimatore, con articoli che a rileggerli oggi così danno una qualche così, attenzione. Ho recuperato alcune cose relativamente ai problemi della fame del mondo, ai problemi dell'inquinamento, ai problemi della violenza sui minori, e sono tutti testi degli anni '80, no? E dove varrebbe la pena appunto così andare a fondo e studiare anche questi aspetti, come naturalmente esplorare, ne avremo un primo assaggio, il lascito Donghi, che è custodito alla biblioteca del comune di Serraricò. A questo punto io do la parola all'ex sindaco appunto di Serraricò, Tommaso Richini, che è stato quello che tanto ha operato in sinergia con le figlie per costituire questo fondo dopo la scomparsa della scrittrice nel 2015 e che ha fattivamente collaborato a questa iniziativa. Prego. No. Ho avuto questo Ecco, mi sentite intanto? Sì? Bene. Allora, intanto a nome del comune di Serraricò, che appunto è qui rappresentato non da me ma dal sindaco in carica che si chiama Angela Negri e che ringrazia e saluta tutti, e appunto dicevo il comune ringrazia l'Accademia di Letteratura per questa bellissima iniziativa alla quale il comune di Serraricò ha aderito. Il sindaco mi ha incaricato di svolgere questa presentazione, un po' la storia, una brevissima storia dell'Ascito, non spaventatevi. Io la ringrazio, le sono molto grato e ne sono anche onorato, in quanto, lo diceva prima il professor Verdino, quando io sono stato sindaco di Serraricò, e lo sono stato purtroppo per tanti anni, ho avuto Sant'Agostino la chiamava la Felix Culpa, anche se si
si riferiva a più alti e inarrivabili scopi, di quanto non sia stata la mia. Ma una felice colpa avere accettato in eredità il lascito dalla Solinas, perché di colpa si può parlare quando purtroppo si vede che nei comuni, ma non solo nei comuni, un po' a tutti i livelli, la cultura è considerata un peso, un fardello e quindi una colpa. Per fortuna questo non è il nostro caso, perché la presenza di questa sera in questa sala, l'iniziativa e tutto quello che è stato fatto e spero ancora quello che si farà e per quello che potrà fare il Comune di Serraricò dimostra che stiamo andando per il verso giusto. Detto questo, diciamo, come nasce il legame di Solinas Donghi con Serraricò? Intanto perché certamente vi è nata, e guardando soltanto che l'atto di battesimo che noi abbiamo riprodotto, poi avremo modo di farlo osservare, soltanto guardando l'atto di battesimo si capisce come questa donna è nata, faceva parte di una famiglia cosmopolita, la madre inglese, il papà per metà inglese, la nonna inglese, nata nella villa Negrotto a Serraricò, per padrino ha avuto il marchese Pierino Negrotto Cambiaso, senatore del Regno, sindaco di Arenzano, insomma, veramente un personaggio. E quindi inizia il suo rapporto con Serraricò, inizia per caso. Ma non per caso questo rapporto continua negli anni e inizia nel 1992, anno nel quale l'abbiamo invitata perché trasferimmo da una località, da una frazione del comune di Serraricò non centrale, trasferimmo la biblioteca nella frazione di Pedemonte, nel capoluogo, vicino alle scuole, quindi più fruibile per tutti. E in quell'anno, appunto nel 94, quella piccola biblioteca aveva 4.400 volumi e oggi dove si trova, e dove si trova poi vicino anche il lascito, possiamo vantare una cifra di 22.000 volumi e una discreta attività di prestito librario e quant'altro. Questo merito delle bibliotecarie. Ricordiamo qui purtroppo la scomparsa dell'Aide Poggi e qui invece la presente Marina Baglietto e il validissimo aiuto che ci ha sempre dato negli anni il centro sistema bibliotecario della provincia. Oggi qui non è purtroppo presente la Donatella Curletto perché si è infortunata, mi ha detto di salutarvi tutti e la salutiamo anche noi. Beatrice quindi venne a inaugurare la biblioteca, venne come sempre in punta di piedi, riservata, tranne che nel discorso che fece, che fu tutt'altro che un discorso di circostanza. È ovvio che parlò della funzione della biblioteca e quindi dell'utilità del leggere, ma anche qui scomodò Sant'Agostino, ecco perché ve l'ho ricordato all'inizio. E questo riferimento lo ricordo bene, anche se sono trascorsi 31 anni. E spiegò non solo la bellezza e l'utilità del leggere, ma anche la necessità di approfondire, di non accontentarsi mai della prima versione. E quindi citò l'Eneide di Virgilio, dove si narra dell'incontro di Enea con la regina di Cartagine Didone e della loro storia di amore. E spiegò come quella storia di amore ancora oggi faccia discutere storici e filologi che ne danno differenti interpretazioni. Infatti, mentre c'è chi sostiene che Didone, amando Enea, tradì la memoria del marito defunto, il re fenicio Sicheo, e anche Dante è di questo avviso perché la colloca all'inferno, altri invece, tra cui Sant'Agostino, San Girolamo e il Petrarca, la dipingono come fedele e casta vedova. Quindi fece proprio questo esempio per dire, ragazzi, adulti, chiunque si avvicini alla lettura, cercate sempre di approfondire, non accontentatevi mai delle apparenze o delle prime cose di cui venite a conoscenza. E qui permettetemi un inciso, poi Sant'Agostino non lo nomino più, ma in questa settimana proprio transita da Cagliari a Pavia un corteo che rievoca i 1300 anni della traslazione delle ceneri di Sant'Agostino appunto da Cagliari a Pavia. E anche a questo evento il comune di Serrarico partecipa. È un mese un po' intenso di eventi, ma comunque riusciamo a far fronte a tutti.
Dopo questo incontro con Beatrice, che quando appunto inaugurò la biblioteca ne seguirono altri, e crebbe a poco la stima sua nei confronti della nostra comunità, e questo sentimento naturalmente è stato reciproco, finché nel 2004 il Comune le ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2007 poi il Comune ha pubblicato un romanzo scritto in lingua inglese dal padre Jack Donghi, tradotto da Anna Solinas qui presente, che salutiamo insieme alla sorella Marina, e con prefazione di Beatrice. Il titolo era 1 + 1 = 1, era un fantaracconto sulle rive del Secca. E vi è descritto un misterioso assassinio che avviene appunto nella Villa Negrotto, dove ella nacque, sulle rive dell'omonimo corso d'acqua. Gli editori erano i fratelli Frilli, non so se sono qui presenti. Io nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con loro per invitarli a questo incontro. Se ci sono li salutiamo e li ringraziamo. A questa pubblicazione seguì nel 2014 la ristampa ad opera del nostro comune del romanzo L'uomo fedele. Questo per incitamento anche del compianto professor Giovanni Meriana. Questo romanzo voi sapete che è stato finalista al premio Campiello nel 1965 e nel 2014 è stato ristampato presso la casa editrice Erga. Qui abbiamo Marco Merli in rappresentanza della Erga, che salutiamo. Nelle pagine di questo romanzo la scrittrice narra di una vicenda familiare che si svolge nella villa di Albaro, Villa Camilla, dove ella visse la sua infanzia e la sua giovinezza. Questa villa, o comunque questo complesso di ville, questo giardino, questa specie di paradiso terrestre dove ella è vissuta, è vissuta fino all'età di 40 anni per trasferirsi poi, ed è scritto molto efficacemente nel libro di Antonio Ravaschio, dove lei ha fatto la Beatrice ha fatto solo la prefazione e la trascrizione, edito dalla Sagep nell'84. Lì è dipinto proprio la realtà contadina di Albaro come nessuno di noi mai immaginerebbe. E io vi invito proprio a rileggerlo, perché vi dà la dimensione anche dell'amore con il quale Beatrice si è avvicinata sempre alla natura. Nelle sue opere l'amore per la natura traspare in ogni riga, e qui abbiamo tutto quello che uno può volere dall'essere immerso della natura, persino i gechi che lei si è trasferita poi nella sua terrazza in Viale Mosto. Durante gli incontri e le frequentazioni quindi con la nostra comunità si manifestò un giorno l'intenzione di donare al comune di Serrarico tutta la sua raccolta e la sua produzione letteraria, l'intera biblioteca contenente i libri e i volumi di lettura e di studio, l'archivio della corrispondenza intrattenuta con critici, colleghi, scrittori, editori, tra l'altro con Italo Calvino, di cui ricorre anche per lui il 100° anniversario della nascita. Erano coetanei, abbiamo conservato insieme ad altre le sue lettere che si scambiavano, premi, riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera, e poi gli acquerelli, disegni e dipinti, opere della mamma Eiling, abbiamo detto appunto che era pittrice, e poi mobili pregiati, piccoli arredi già presenti nella sua abitazione, tra cui la sua macchina per scrivere, una Triumph del 58. Poi più avanti poi vedremo anche i filmati che ci faranno conoscere da vicino il lascito e il suo contenuto. Quindi il 29 marzo, guarda, date coincidenze, al giorno del suo compleanno del 2011, il comune di Serrarico accettò il lascito proveniente da Beatrice Solinas Donghi, e venne erogato l'atto dal notaio Angelo Noli il 19 ottobre nel 2011. Non so se è qui presente anche il notaio Angelo Noli, che mi aveva detto che sarebbe venuto, che ringraziamo ancora oggi perché erogò l'atto a titolo gratuito. Quindi il lascito, tutti gli oggetti riguardanti il lascito sono stati sistemati in un'apposita sala sottostante la biblioteca. L'inaugurazione è avvenuta 10 anni fa, nel 26 novembre nel 2013. Presenti personalità e il professor Pino Boero, e anche
tra le altre la console britannica Denise Ashing Dardani, che è qui questa sera, che salutiamo molto calorosamente e che ringraziamo della sua presenza perché ci ha seguito molto, molto gentilmente. Il lascito viene fruito e visitato regolarmente sotto la guida del personale della biblioteca e in esso vengono svolte attività di studio e di divulgazione di quanto vi è contenuto e l'accesso al pubblico è regolamentato con apposito orario. Inoltre, per diffondere la conoscenza del lascito e delle opere della scrittrice, il Comune ha istituito un concorso letterario rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie su tutto il territorio nazionale. Si chiama Il Paese delle Fiabe e si svolge in collaborazione con la rivista Andersen, diretta da Barbara Schiaffino, anche lei qui presente, che ringraziamo per il suo impegno costante e per il suo aiuto quanto mai entusiasta per questa iniziativa del Comune. Ogni anno viene chiamato un autore di fama per scrivere una fiaba originale che fornisca lo spunto creativo alle scuole partecipanti per la scrittura della loro fiaba collettiva, rinnovando così la lezione di Beatrice e della sua celebre raccolta di fiabe incatenate, edite da Rezzoli nel 67, ristampato nel 2020 dalla casa editrice Topi Pittori con illustrazioni di Irene Rinaldi. Topi Pittori è una giovane casa editrice, è nata circa 20 anni fa a Milano, e il dottor Paolo Canton, che ieri mi aveva detto che sarebbe venuto senz'altro, mi ha telefonato oggi scusandosi perché è dovuto tornare di corsa a Verona per un problema alla tipografia. Essendo una piccola casa editrice, purtroppo ci sono anche di questi inconvenienti, per cui si scusa e saluta e ringrazia tutti i presenti. Altri editori in questi ultimi anni hanno ristampato libri, titoli di Beatrice, quali Anne Bronte, la gemella minore, da parte del Canneto, che credo che sia rappresentato qui questa sera, che poi farà comunque una comunicazione. Lettere Verdi di Camilla Salvagoraggi e Beatrice Solinas Donghi, da parte di Giorgio Devoto, Edizioni San Marco. E tornando al premio Il Paese delle Fiabe, diciamo che l'autore della fiaba pilota dell'anno interessato è chiamato a tenere una videoconferenza collettiva per tutti gli insegnanti che si iscrivono alle classi a questo concorso. E dobbiamo dire che i risultati sono incoraggianti perché ogni anno abbiamo dagli 80 ai 100 partecipanti, quindi sono insegnanti che partecipano a questi cicli di conferenze tenuti dall'autore. Gli autori sono stati Roveda, Sara Boero, Giorgio Scaramuzzino, Andrea Valente, Manuela Bussolati, Luigi Dalcin, e quest'anno abbiamo Guido Quarzo che ci ha scritto una simpatica fiaba dal titolo Il selvatico spazzavento. All'edizione del 2022, che è stata la 7ª edizione, quest'anno siamo all'8ª, hanno partecipato un centinaio di scuole, 2 delle quali all'estero, una da Berlino e l'altra da Wiesbaden. La fiaba d'autore poi viene premiata con un volume illustrato. Quest'anno la Regione Liguria si è impegnata a conferire al primo classificato il premio Regione Liguria proprio in ricordo del 100° anniversario di Beatrice Solinas Donghi, e quindi ringraziamo la Regione Liguria di questo impegno, e questo premio si svolge normalmente al Castello di San Cipriano o alla fine dell'anno scolastico o agli inizi del nuovo. Finisco dicendo che ci sono altre iniziative che il Comune di Serraricò ha intrapreso e comunque intende portare a termine per onorare questi 100 anni. Una delle quali è il concerto che si terrà appunto il giorno 29 al Castello di San Cipriano alla sera alle 21. L'altra, l'intitolazione dei giardini presso la scuola dell'infanzia Gianni Rodari nella frazione di Mainetto, poco distante dalla Villa Negrotto dove è nata, e in questi giardini arredati e sistemati sarà collocata una scultura che ricorderà la nostra scrittrice. Questa scultura siamo contenti che ce la eseguirà un giovane scultore originario di Serraricò, anche se oggi vive a Londra, e si chiama Gabriele Risso, che ringraziamo per la sua disponibilità. Inoltre poi verrà allestita una mostra permanente antologica riguardante le opere e la vita della scrittrice, da collocare nel salone che collega la biblioteca al lascito,
e questa mostra potrà essere agevolmente impiegata per rassegne, convegni ed esposizioni e aiutare anche a chi non entra nell'ASCIP ad avere comunque una prima infarinatura di chi è stata Beatrice Solinda Sdonghi e delle opere che ha scritto. Quindi arrivo alle conclusioni dicendo che oggi è cambiato senz'altro il modo di leggere, è cambiato anche il modo di fare libri. A volte oggi vediamo che nei libri ci sono tanti altri accessori, oltre alla lettura digitale. Come sono cambiati tanti modi di essere e di vivere la vita. Poche settimane fa avrete letto una notizia, ha chiuso a Genova un negozio che si chiamava Il Paradiso dei Bimbi dopo 27 anni di attività. Era specializzato nel vendere trenini che affascinavano i bambini, trenini colorati e quant'altro. 27 anni, ero bambino io. Forse allora parlo delle ultime proprietarie, ma ecco, quindi mi conforto benissimo. Comunque desolatamente ha chiuso e le proprietarie hanno detto: abbiamo dovuto chiudere perché i bambini non giocano più. Ora non aspettatevi che io vi dica che purtroppo non si legge più, per fortuna si legge ancora, però il quadro non è molto consolante, perché se guardiamo i dati Istat, non dati presi a caso, troppa parte degli italiani, circa oltre un 20%, sono considerati analfabeti funzionali, cioè persone che non capiscono o non leggono non intendono quello che leggono e quello che sentono del tutto. E siamo intorno al 40% di analfabeti di ritorno, cioè di persone che in tutto o in parte hanno dimenticato quello che hanno imparato a scuola. Quindi non è che siamo in una situazione... quindi invogliare alla lettura è il nostro compito e pur essendo un comune piccolo ce la mettiamo tutta. In questo la bella notizia che il comune di Genova la città di Genova è stata proclamata capitale del libro 2023 ci fa molto piacere. E vi leggo 3 righe di una dichiarazione del sindaco Marco Bucci. Non si spaventi né la sindaca di Serraricò né le bibliotecarie, perché il sindaco Bucci dice: la notizia ci rende orgogliosi per questo investimento, per questo investiremo molto nelle biblioteche. La nostra volontà è quella di aprire in orari diversi da quelli attuali, come il dopo cena o durante la notte addirittura, oltre a portare in città personaggi importanti che possano leggere e raccontare libri in pubblico o nei teatri. Bene, noi non siamo ancora al punto di aprire di notte, però un piccolo gruppo di volontari, di cui abbiamo 1 o 2 rappresentanti, qui abbiamo Pietro Guella, l'ex bibliotecario della Cervetto e Marina Baglietto della biblioteca, fanno parte di un gruppo di volontari che si chiamano I Malfatti, e che appunto raccontano i libri in pubblico soprattutto per i ragazzi e per i bambini, e di questo a noi il comune è molto grato, perché sono altrettanti volontari che affiancano il comune nella sua azione quotidiana. Il nostro è un piccolo comune di 8.000 abitanti e cerca in questo modo di fare la sua parte. E chiudo dicendo che quando a noi chiedono che per noi che cos'è la cultura, noi rispondiamo con i versi del poeta Edoardo Firpo, al quale è intitolata la nostra biblioteca. Questi versi noi li abbiamo impressi sul logo che evidenzia la nostra biblioteca. Il logo ci è stato regalato dal pittore Gianmarco Crovetto e riporta dei libri che vengono sfogliati dal vento e sui quali vola un gabbiano. E sotto questa effigie ci sono i versi di Firpo che dicono: può se fa come l'ochin, per ogni onda che arriva, arsame sempre in pitin. Ossia, lo traduco perché non tutti naturalmente capiscono il genovese, potessi fare come il gabbiano, per ogni onda che arriva, alzarmi sempre un pochettino. Grazie a tutti. Grazie a Tommaso Richini per questo intervento che ci ha illustrato anche le attività che il comune di Serraricò ha fatto e intende fare per Beatrice Solinda Sdonghi. Entriamo nel vivo e raccomando ai relatori la tempistica, le relazioni sono molte.
il pomeriggio è fitto e poi ci sarà agio, come ha detto già il Presidente, di fare poi una relazione più completa nella parte scritta, che sarà poi pubblicata successivamente. Ecco, Beatrice Sorina Sdonghi è stata una grande scrittrice di racconti. La sua misura prediletta è sempre stata questa. Nei Meridiani Mondadori sui racconti del Novecento, che raccoglie tutti i maggiori narratori di racconti curati da Enzo Siciliano, c'è naturalmente un suo racconto, e i libri di racconti per la parte degli adulti sono senz'altro più cospicui di quella dei romanzi, che sono due. Ricordo soltanto, per esempio, La Bella Fuga, questo volume uscito nel 92 della Tartaruga, e Vite Alternative, che è l'ultimo libro di racconti nel 2010 pubblicato da Il Canneto. Su uno di questi racconti, che riguarda l'anello di Gige, interverrà appunto il professor Gaetano Sabato dell'Università di Palermo, che si occupa di geografia culturale e che ha pubblicato vari interventi nell'ambito di questo rapporto tra il viaggio, gli spazi e la letteratura, tra cui il viaggio di Tomasi di Lampedusa, Frontiere della comunicazione in Sciascia e Sorina Sdonghi, appunto, e Frugalità della letteratura. Credo che il professor Sabato sia collegato con noi. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ecco, noi la sentiamo forte e chiaro e spero che così sia per lei. Sì, abbastanza, grazie. Bene, allora a lei la parola, grazie. Grazie a lei, professor Verdino. Intanto buonasera a tutte e a tutti, grazie per questo invito graditissimo. Quindi ringrazio sia il professor Verdino che l'Accademia per questa opportunità di anche insomma di scambio, insomma, in cui si può costruire anche un dialogo interdisciplinare. Io in realtà sono un po' in imbarazzo perché, diciamo, non sono, a differenza vostra, uno specialista in letteratura, ma come ha detto prima bene il professor Verdino, sono un geografo culturale, però ritengo che forse questo apparente minus in realtà sia proprio la marca del fatto che questa autrice era così straordinaria da interessare appunto anche come dire, studi che non sono prettamente letterari. Quindi insomma il mio contributo modesto insomma a questo bel pomeriggio verterà appunto su un racconto che ho particolarmente amato, ma soprattutto che ho studiato un po' di anni fa. Questo studio adesso confluirà in un volume, un libro, che sto preparando con un collega antropologo, quindi anch'io mi muovo spesso sull'interdisciplinarità. Questo diciamo, racconto appunto che è l'anello di Gige. Io ho anche una presentazione brevissima con dei testi, giusto così, degli appunti, insomma, non so se posso proiettarli, penso di sì. Proverò a farvi vedere qualche piccola slide, insomma, così di supporto, ecco. Spero che si riesca a vedere un po'. Sì, bene. Bene, grazie. Appunto, dicevo che questo racconto è un racconto molto interessante che in realtà ecco, interessa anche a un geografo culturale come me per il fatto che è ambientato in treno. Per cui, insomma, chiaramente la verve ironica dell'autrice lo rende un racconto delizioso, insomma, che così ci fa vedere un po' uno scorcio di quello che accade in treno. Sicuramente chi frequenta i treni
e in particolare quelli italiani, poi si capirà perché, insomma, da quello che dirò più avanti. In realtà, insomma, avrà sicuramente familiarità nel ritrovare una serie di situazioni, perché lo spazio, che poi insomma è un po' quello che da geografo mi interessa di più, insomma, che viene riprodotto in questo testo è proprio quello del treno, dello scompartimento, ed è una, come dire, una tipologia di viaggio che non sempre troviamo all'estero, e che in qualche modo rimane una marca italiana, ecco, quindi anche questo è bello da ricordare. In questo spazio dello scompartimento, quindi uno spazio abbastanza limitato, in realtà viene ambientata questa narrazione. Intanto vorrei così, diciamo, spendere due parole proprio velocemente, ecco, su quelli che sono un po' riferimenti anche teorici, no, di questa mia analisi del testo, e anche per capire il motivo per cui un geografo culturale si interessa a un testo di letteratura. Naturalmente noi non lo facciamo dal punto di vista della storia della letteratura né della critica letteraria, quindi in questo senso diciamo che non diamo particolare peso a questioni estetiche, diciamo così, ma mi interessa soprattutto dal punto di vista di ciò che il testo mette in forma, ossia intanto come rappresenta lo spazio, e poi questo spazio a cosa serve, quindi come viene utilizzato. I geografi, come è noto, studiano le relazioni dello spazio, no? Gli spazi anche di relazione, se vogliamo capovolgere un po' la questione, almeno i geografi umani, i geografi culturali. Quindi naturalmente l'interesse appunto rimane su questo punto, però ecco, è proprio, come cercherò di mostrarvi, è proprio un meccanismo che l'autrice come dire, mette in forma in maniera sapiente, direi veramente con grande maestria, che appunto è la narrazione nella narrazione, quindi una meta narrazione appunto, che non solo dà innesco alla vicenda, ma anche in effetti crea quel tipo di interazione che un po' tutti appunto probabilmente abbiamo sperimentato almeno una volta viaggiando sui nostri treni. Da questo punto di vista, per esempio, il geografo Nigel Thrift, parla appunto di percezione panoramica e dice appunto che il mondo appunto è presentato come qualcosa visto all'interno di una piattaforma mobile, e quindi questa percezione panoramica chiaramente nel treno trova il suo luogo più interessante. Per Foucault, per esempio, il treno è un caso di eterodopia. Un treno, dice Foucault, è qualcosa dentro il quale si passa, è anche qualcosa con il quale si può passare da un punto all'altro, ed è al contempo un qualcosa che passa. Quindi anche Foucault effettivamente aveva messo più volte l'accento su questa straordinarietà del luogo che è il treno. E infine un altro, come dire così, diciamo riferimento teorico fondamentale per il mio studio è appunto Lotman, che è un semiologo e che appunto parla di frontiera, ovviamente dal punto di vista simbolico. Cosa c'entra tutto questo col treno? Beh, intanto c'entra perché appunto grandi geografi e filosofi dello spazio, come per esempio Lefebvre, Harvey, Soja, hanno parlato di produzione sociale dello spazio, per cui anche il treno è una produzione sociale. La stessa divisione dello scompartimento, lo stesso posizionamento dei passeggeri all'interno dello spazio del treno, in effetti risponde a delle costruzioni sociali e quindi a delle costruzioni culturali. Addirittura Bourdieu parla anche di come il corpo e l'organizzazione dello spazio e del tempo siano fortemente connesse. Quindi immaginiamoci lo scompartimento, immaginiamoci questo
viaggio che viene effettuato da Milano a Ventimiglia. L'autrice che fa parte appunto di questi 6 personaggi che si trovano all'interno dello scompartimento e che appunto scenderà poi a Genova alla stazione Principe, per l'appunto. Chi sono i personaggi di questo racconto? Beh, l'autrice qui, a mio avviso, diciamo appunto, effettua un'operazione interessante perché utilizza delle aggettivazioni per definirli, no? Quindi c'è un ragazzo con le cuffie alle orecchie, poi c'è un signore appunto che probabilmente sarà un professore, 2 signore che pare insomma si conoscano da prima di salire in treno, e poi appunto il narratore, che verrà chiamato sempre in questo modo nel racconto. Perché è il narratore? Perché appunto a un certo punto inizierà a raccontare a sua volta alcune vicende personali che però aprono come dire, a una sorta di thriller, di mini thriller, quindi è un racconto nel racconto e che in qualche modo aggregherà gli altri passeggeri e quindi creerà quell'innesco che dicevo prima, appunto, di socialità e di scambio tra i passeggeri all'interno dello scompartimento. La sesta persona è naturalmente la stessa autrice, che ci racconta di essere proprio lei solo alla fine del racconto, quindi quando ormai i passeggeri sono giunti a destinazione, o almeno 4 dei passeggeri, perché poi le altre 2 signore proseguono e quindi di loro non sappiamo più nulla. Questo narratore a un certo punto inizia a raccontare di una sua vicenda che appunto all'inizio sembra un po' un thriller, no? Quindi c'è questa suspense interessante che viene creata nella narrazione e direi che non è strano, nel senso che il treno è stato spesso un topos, diciamo, letterario frequentato da vari illustri autori che lo hanno utilizzato per l'appunto come ambientazione per thriller, per racconti di suspense, insomma, quindi pensiamo per esempio all'Assassinio sull'Oriente Express, ovviamente di Agatha Christie, ma avremmo anche per esempio Inspector Callback, The Railway Detective di Edward Marston, per esempio, quindi insomma gli esempi sono illustri. E poi ovviamente abbiamo anche altri esempi ancora tratti invece dalle narrazioni cinematografiche, insomma, che poi riprendono un po' quelle letterarie. Per cui ecco, diciamo, questo racconto che si innesta all'interno del racconto principale è appunto narrato da questo personaggio di cui non sappiamo quasi nulla, se non che sembra un agente di commercio e consiste brevemente insomma nel fatto che quest'uomo che viaggia spesso appunto si trova un giorno a Genova e quindi decide di andare ad alloggiare in una pensione, la Bella Vista per l'appunto, in cui non era mai stato, mai andato, e si accorgerà che tutto quello che gli accade all'interno di questa pensione, anche all'esterno, quindi nel suo lavoro, sarà troppo perfetto, per cui ci sarà una vista straordinaria dalla camera insomma, che lui prende in affitto, una vista tra l'altro che non dovrebbe essere tale perché in realtà questa pensione si trova all'interno del tessuto cittadino e quindi insomma difficilmente si potrebbe avere in teoria una vista così
magnifica. Una serie di coincidenze che hanno a che fare per esempio con la colazione, insomma con gli alimenti, ma anche addirittura con il tipo di servizio che viene offerto a questo avventore, a un certo punto lo convincono che c'è qualcosa sotto, diciamo, il destino forse gli riserva qualcosa di terribile, per cui decide di abbandonare anzitempo la pensione e di andare via. Ovviamente insomma, questo un po' crea così un po' di scompiglio all'interno dello scompartimento e degli altri personaggi che lo seguono, che lo ascoltano. Poi a un certo punto, ecco, lui sbotterà in questo modo. Quindi chiaramente questa narrazione è costruita all'interno di una crescente suspense, ecco, che poi a un certo punto verrà sciolta da questo credere o non credere, in base alla posizione dei vari personaggi, a una spiegazione appunto superstiziosa o meno. Chiaramente poi c'è anche una chiusa ironica da parte dell'autrice e poi ecco questo scioglimento dell'intreccio che viene appunto ricordato, in cui viene ricordata appunto la vicenda del re Gige che insomma si era appunto essendo a conoscenza, ecco, di una profezia che voleva insomma la sua sfortuna a causa dell'anello che invece aveva in qualche modo gli aveva dato le sue ricchezze. A un certo punto deciderà di sbarazzarsi di questo anello e tuttavia poi lo ritroverà all'interno della pancia di un pesce e da lì insomma la sua fortuna andrà in rovina. Quindi è un po', se volete, il modello delle profezie autoavveranti, insomma quelle che gli psicologi chiamerebbero oggi in questo modo. Al di là della vicenda ironica, certamente divertente, in cui però ci sono una serie di innesti e di citazioni interessanti, per esempio il caso di Gige per l'appunto. Appunto questo racconto, questo secondo racconto in qualche modo è proprio ciò che crea, che permette ai vari passeggeri di andare oltre le proprie frontiere, per così dire. Ovviamente parliamo di frontiere simboliche, come diceva appunto Lotman, e quindi di creare a un certo punto uno spazio di inclusione del noi, perché è il treno che a quel punto diventa una sorta di frontiera tra i passeggeri, quindi tra l'interno e l'esterno. E quindi qui per esempio ecco, troveremo delle unità di spazio-tempo, questo è un processo tipico dei racconti, delle narrazioni che hanno a che fare col treno, per cui per esempio il tempo del racconto viene scandito attraverso le indicazioni spaziali, per esempio il treno appunto Milano-Ventimiglia, oppure per esempio il fatto che a un certo punto iniziano delle gallerie e quindi si inizia appunto a attraversare l'Appennino per arrivare poi a Genova. Quindi la dinamica di interazione e di comunicazione all'interno di questo scompartimento è una delle possibilità che vengono sviluppate. Come dicevo prima, il treno può essere luogo di ambientazione invece per narrazioni, come dire, difficili, quindi appunto per ambientare eventuali omicidi, per creare della suspense, ma può essere anche al contrario, come in questo caso invece viene fatto da Solina Sdonghi, un luogo che poi in realtà, come abbiamo visto, non è solo un luogo perché si muove allo stesso tempo, quindi attraversa dei luoghi, può diventare invece come dire, un luogo nel luogo dove raccontare e quindi dove andare oltre rispetto alla corporeità dei singoli personaggi, dei singoli individui che si trovano al suo interno
e costruire quindi una narrazione più ampia, una meta narrazione appunto che in qualche modo dà l'innesco per questo andare oltre le frontiere. Ovviamente in questo caso sono anche le frontiere della conoscenza reciproca. Per concludere, quindi, la rappresentazione dello spazio, così come viene appunto proposta in questo racconto, è legata a interazione e comunicazione, quindi questo è un po' un nodo che costituisce un intreccio fondamentale, non solo per il racconto in sé, ma anche per la caratterizzazione dei personaggi, che, come abbiamo detto, rimangono sempre un po', come dire, abbozzati. Però questo abbozzare chiaramente non è un minus, ma al contrario invece è qualcosa che li rende ancora più umani, se vogliamo. Poi chiaramente il treno, anche in questo racconto, acquista questa duplicità, è un mezzo in movimento, ma delimita allo stesso tempo una frontiera attraversandola. Poi appunto, insistendo su questa metafora e questo concetto della frontiera, vediamo anche che i gruppi sono ridisegnati in modo fluido attraverso questo meccanismo della metanarrazione, dove uno dei passeggeri è in realtà il narratore. Quindi, come dire, questo momento di ascolto è anche un momento in cui queste frontiere si assottigliano e quindi in cui i personaggi possono venire a contatto fra di loro. Per finire, quindi, anche in questo racconto, o meglio, in questo racconto, così come avviene in altri racconti, però in maniera diversa, il treno si configura come un dispositivo geografico e semiotico molto pregnante, sia sul piano della rappresentazione di uno spazio, in quel caso appunto è lo scompartimento, ma è anche uno spazio in movimento attraverso cui si strutturano appunto relazioni che definiscono e a loro volta sono definite da frontiere simboliche. Io vi ringrazio, spero di essere stato, diciamo, il più chiaro possibile. Vi ringrazio ancora una volta per questa bella occasione. Grazie. Grazie professor Sabato per questo intervento che ci ha portato proprio molto bene a vedere appunto la costruzione di intreccio, le capacità di intreccio, di annodo, di utilizzazione degli spazi della narrazione. E grazie molte appunto, e poi appunto ci risentiremo poi per il testo scritto. Grazie. Ecco, come abbiamo visto già da questa, che è l'unica analisi emblematica in qualche modo, possiamo dire, per quello che è la parte degli adulti, la dimensione dell'intreccio, della metanarratività di un racconto che assume un altro racconto è un ingrediente molto importante e sarà appunto fondamentale per la parte che riguarda la letteratura per l'infanzia, dalla gran fiaba intrecciate, le fiabe incatenate, no? Già Antonio Faeti ha sempre sottolineato, lui ingordo delle letture di Beatrice Sorinas Donghi, questa grande capacità di annodi, di aprire il racconto in più direzioni. Di questa sessione noi abbiamo 3 relazioni. La prima è quella di Pino Boero, che invito a venire qui tra noi. Pino Boero, appunto, come si è detto, è un accademico della nostra accademia, è uno dei massimi protagonisti della critica e della storiografia legata alla letteratura per l'infanzia, ma non solo, ha studiato tante altre cose, la Riviera Ligure, la letteratura sportiva, ma nell'ambito delle sue competenze non possiamo non ricordare i lavori fondamentali dedicati a Rodari, a partire dalla prima monografia uscita oltre 30 anni fa da Einaudi, e il volume di letteratura per l'infanzia
in collaborazione con De Luca, e il libro di qualche anno fa da Interlinea su il cavalladondolo e l'infinito, su temi autori di letteratura per l'infanzia. Ci parlerà appunto proprio, ha collaborato poi oltretutto con Beatrice Solina Sdonghi, ricordo bene il volume delle fiabe liguri della Mondadori, prefatto appunto da Pino Boero con i testi raccolti da Beatrice Solina Sdonghi, e ci parlerà dalle fiabe popolari alle fiabe originali. Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io inizio, se vediamo la prima slide, c'è, grazie, sì. E inizio dal titolo. Il titolo dice dalle fiabe popolari alle fiabe originali, e inizierò subito con una correzione, a correggermi, perché il titolo potrebbe trarre in inganno. Partiamo dalle fiabe popolari studiate da Beatrice Solina Sdonghi e arriviamo attraverso fasi successive alle fiabe originali, a quelle costruite nei tanti volumi che vedremo. Invece io credo che sia proprio l'importanza della scrittura e dell'attività di Beatrice Solina Sdonghi nasca proprio invece dall'interconnessione, dal legame e dalla coerenza che c'è fra la parte dello studio delle fiabe, l'attenzione alle tradizioni popolari, che sarà sempre vivissima, e la letteratura fiabesca di invenzione. Cioè non ci sono salti, ma c'è un'attività che Beatrice Solina Sdonghi inizia proprio agli esordi anche della sua produzione, diciamo, per adulti, cioè alla fine degli anni 50. E allora, se andiamo avanti, vediamo una sorta di mini bibliografia a colori che ho fatto un po' per dimostrare tutto questo, e cioè far vedere attraverso un po' le varie fiabe della tradizione, narrativa fiabesca, saggistica fiabesca e narrativa per adulti, quanto proprio nei primi 8 anni, 59-66 sostanzialmente, che vedono poi l'esordio di Pachi Solinas nella scrittura per adulti, con i 3 volumi fondamentali di racconti, ma questi vanno di pari passo con gli articoli di riflessione sulla fiaba che iniziano a uscire non poi in maniera cospicua e anche approfondita su Paragone, ma su Diogene, che era una rivista curata da 2 intellettuali, Guerini e Falabrino, una rivista ligure molto impegnata, molto seria. E su questa rivista esce nel 59, nel dicembre 59, un articolo dedicato alle 2 figlie che sono qui, perché dice: sono stata con le bambine a vedere la Cenerentola di Disney al cinema, le ho portate al cinema a vedere la Cenerentola, e da questo parte una prima riflessione sulla letteratura e sulla fiaba, che a me pare importante, perché dice: quando io ero bambina, il C'era una volta e racconta fiabe del Capuana, queste fiabe nuove di cui non potevo presentire lieto fine, anche perché tutte queste non finiscono bene, e non mi davano, ne sono sicura, l'eccitazione sospesa a cui mira con estrema efficienza questa Cenerentola rimaneggiata. Cioè incominci a vedere le differenze che ci sono fra una fiaba come quelle di Capuana, che spesso sono truci, e invece una Cenerentola rimaneggiata dal cinema. Però poi aggiunge: era tutt'altra cosa l'angoscia che nasceva dalla figlia dell'orco, dai 3 anelli, angoscia uguale ad ogni rilettura, e il vago orrore a certi passaggi del racconto, non contraddetto dalla finale più lieta. E poi da una frase che a me pare emblematica, guardate, siamo nel 59, quindi molto precoce: è per incantamento, insomma, che le fiabe si leggono e si rileggono, e non per sapere come vanno a finire. Cioè inizia a ragionare su quello che sarà il suo testo fondamentale, il suo saggio fondamentale, come vedremo poi apprezzato da Italo Calvino, che sarà proprio quello della fiaba come racconto. La fiaba
possiamo dare tutti i significati che vogliamo, ma la fiaba sostanzialmente è il racconto. E di questo però, di questo atteggiamento verso il fiabesco, verso la narrativa popolare, in fondo si era già corta la critica, perché un critico come Giacinto Spagnoletti, che recensisce i racconti dell'Aquilone Drago, e siamo nel 66, una recensione su ABC del 28 agosto 66, parla di 8 favole moderne, le definisce questi racconti, quindi non 8 racconti, 8 favole moderne, e nota come certe autolimitazioni in chiave folcloristica o spiritosa, quindi va a segnare la dimensione del folklore, venissero poi smentite dalla natura dei racconti, il cui pregio sta nel libero gioco dell'immaginazione e in una densità psicologica fra le più fini e persuasive. E quando Spagnoletti parla di queste interferenze colloquiali, hanno molto a che fare queste interferenze colloquiali con quella che è l'oralità della fiaba, con quella che poi diventerà la dimensione, la cifra stilistica anche della nostra scrittrice. E lei, proprio la nostra scrittrice, dice: dato che nelle favole si trova il caso della madre scostumata che desidera la morte del figlio per poter condurre le sue tresche con piena libertà, ho supposto che anche qui si trattasse di qualcosa di simile. L'ho scritta da invasata molto rapidamente perché mi sembra che un fattaccio del genere si presti ad essere raccontato appunto così, senza fermarsi a riflettere. Quindi c'è questa dimensione continua colloquiale che rimanda all'oralità della fiaba popolare, ma nello stesso tempo trattenuta su quel piano di finezza psicologica che Spagnoletti così in qualche modo metteva in evidenza. Andiamo avanti un attimo, grazie. E qui c'è un'altra citazione che a me ha colpito in questi articoli che poi Pacchi ha continuato a scrivere perché ha collaborato a moltissime riviste, sempre con un occhio di attenzione alla fiaba. Parla della propria infanzia, ma poi mi regalarono Grimm. Anzi, Fratelli Grimm, 50 novelle per bambini e famiglie. Lì ho recuperato la copertina dell'edizione di allora. E gli spazi spalancati della mia incomprensione non fecero che aggiungere mistero al mistero già fitto della fiaba. Non guastavano dunque, così come non guastava la lentezza esitante della lettura. Se leggevo che cammina cammina, il principe finalmente vide brillare un lumicino lontano, non insultavo la fatica di quel cammino fra le tenebre, volandovi sopra leggermente con l'occhio, come avrei fatto appena 1 o 2 anni più tardi. In parte invece vi partecipavo, salendo e discendendo i doppi M come dorsi di ignote colline, e il sollievo del lumicino intravisto era anche il mio, perché non avevo ancora imparato che quel raggio ingannatore brillava quasi sempre in casa della strega. Voi vedete che c'è questa dimensione del magico, del fiabesco che viene sempre fuori. E qui siamo di nuovo in un racconto, delle parole e il tempo, pubblicato su Diogene, e siamo nel 65. Quindi insomma siamo, mi pare, 65. 67. Comunque siamo in anni in cui lei continua a ragionare su questo tema del fiabesco, e quando dice la fiaba come un'erma antica, la fiaba è bifronte, e poi dice ma la magia è l'origine, non il risultato. La fiaba sì è un risultato, una riuscita poetica quando è riuscita, alla fin dei fini un prodotto letterario. La magia, l'oscura radice a cui guarda la faccia rivolta indietro, diventa poetica. Di nuovo questo tema, che sarà il tema per tutta la vita e che la condurrà poi alla produzione letteraria propria, sarà quel tema del racconto, della magia della parola. E ancora nel saggio su Paragone, e qui siamo nel 69 e sarà proprio il saggio che Calvino apprezzerà, su cui scriverà quella lettera che poi cito,
Le fiabe che furono inventate apposta per essere ricordate senza dover necessariamente essere messe per iscritto alla memoria distratta di noi non alfabeti risultano abbastanza difficili da ricordare in tutti i dettagli. È una traccia scolorita e generica, quella che per lo più rimane nella memoria. Su questa traccia, stranamente uguale per tutti, una specie di denominatore comune lavora il moderno rimaneggiatore del mito. E poi continua, parallelamente allo sfruttamento del mito di Cenerentola, continua un po' in disparte l'esistenza della fiaba, salvata da un saccheggio totale grazie alla facilità di sorvolarla. Quindi questa facilità, questa leggerezza della fiaba, che è un'altra delle caratteristiche. Non dimentichiamo che poi leggerezza sarà una delle lezioni americane di Calvino, quindi anche qui c'è un tema comune. E qui arriviamo a Calvino, perché non dimentichiamo che quegli anni, la prima metà degli anni 50, 53, 55, grosso modo sono stati gli anni in cui hanno visto Calvino impegnato a darci la grande testimonianza delle fiabe italiane che davvero rappresentano in qualche modo l'unità nazionale. Lo diceva Rodari, i Grimm hanno rappresentato l'unità in epoca romantica, l'unità nazionale degli staterelli della Germania. Solo le fiabe italiane di Calvino hanno rappresentato, dopo i 20 anni di fascismo, dopo anche così, il mondo della cultura liberale, che non era certo quello allargato al suffragio universale, le fiabe italiane di Calvino hanno rappresentato l'identità della nazione. E Calvino, molti anni dopo, perché siamo ormai nel 69, leggendo il saggio su Paragone di Solinas Donghi, scrive: «Gentile signora, ho letto il suo saggio su Cenerentola con grande soddisfazione. Si può dire che da quasi un secolo in Italia nessuno faceva più studi di fiabistica comparata. Saluto il suo bellissimo saggio come un avvenimento della nostra cultura. Io che mi ero messa a studiare queste cose 15 anni fa, poi mi sono stufato d'essere solo e ho piantato lì. E in questi studi bisogna dire che l'erudizione è entusiasmante, ma l'intelligenza è rara. Invece, nel suo saggio, la ricchezza di riferimenti serve a un discorso intelligente pieno di spirito, della storia delle varie incarnazioni del motivo attraverso folklore, letteratura, romanzo popolare, melodramma, cinema. Lei tira fuori qualcosa». Io credo che questa sia una delle più belle testimonianze che uno come Calvino, che poi non era generosissimo nemmeno, se andiamo a vedere negli elogi, poteva trarre fuori. E se andiamo avanti, arriviamo alla narrativa, alle fiabe, che già dal titolo, alle raccolte di fiabe, già dal titolo dicono quelle che sono state, diciamo, le intenzioni, ma anche le realizzazioni di Pachi Solinas. Le fiabe incatenate, la gran fiaba intrecciata, 7 fiabe dentro una storia. Già sono titoli significativi e basta seguire le vicende dei personaggi per renderci conto non solo del fascino degli intrecci, ma anche di modi espressivi, quelli sì ancora più importanti, che sono quasi la cifra stilistica, la riconoscibilità stilistica di Beatrice Solinas Ardonchi. Dice: che cosa sia successo poi lo sapremo forse più in là. Oppure lasciamo Bella che cammina e parliamo un momento di un'altra cosa. E avanti sono incipit o excipit che prendono tutta la gran fiaba intrecciata, dove questa Bella, la ricerca dello sposo perduto, figlio di questo re delle isole non a caso lontane, accetta la logica delle fiabe. E la logica delle fiabe è sempre ribadita da Solinas Ardonchi in frasi come questa: se lo fanno ci sarà bene una ragione, ma siamo nelle fiabe. E non si stupisce ovviamente la protagonista se gli avvenimenti appaiono a prima vista inspiegabili, irrazionali. Il lieto fine quindi viene a premiare la perseveranza, la capacità di accettare l'intreccio delle vicende, l'apparente sconnessione dei segnali disseminati lungo il percorso narrativo. Ad esempio, Pachi mette dei doni fatati che non sono ancora pronti all'uso. È un po' una cosa strana, ma deviante, ma ulteriormente deviante rispetto al tracciato delle fiabe.
oppure personaggi che non entrano nelle aspettative del lettore. Anche questa è un'altra questione di originalità. È esemplare anche la conclusione di 7 fiabe dentro una storia, con il breve capitolo per finire, che riprende con l'eleganza quell'ammicco al lettore, quella sornione ironia tipica di molti narratori popolari. A questo punto si vede benissimo che anche la storia principale, quella che contiene tutte le altre, è praticamente finita. Rimangono solo da tirare un po' i fili. E questa è una conclusione. Nella pratica della scrittura trova dunque applicazione l'idea sempre ribadita che la fiaba sia soprattutto racconto e che la ricerca affannosa di significati latenti dalle spiegazioni psicoanalitiche a quelle etnologiche finisca per nascondere le ragioni, dice Pachi, sovente molto semplici e vicine alla superficie, che sono inerenti alla forma narrativa stessa. E anche il racconto, scrive, la trama, l'intreccio del racconto è un dato di fatto reale, anzi l'unico dato di fatto con il quale lo studioso ha a che fare direttamente. L'intreccio fiabesco potrebbe paragonarsi a una zattera messa insieme in epoche remote con pezzi di relitti ancora più antichi, residui di mondi e di modi d'esistere ormai inghiottiti dall'oceano del tempo e giunti fino a noi soltanto perché essa, la zattera, la fiaba, era così solidamente congegnata da galleggiare per millenni. Guardate, anche questa è una descrizione, un modo di affrontare il tema straordinario. Passiamo all'altra. Sono posizioni chiare che si ritrovano appunto anche nella ricerca, ma non sono successive, fanno parte di questo mondo, la ricerca di fiabe e tradizioni popolari legate al territorio ligure. E lì vedete sia le prefazioni fatte ai volumi dello Scaffaletto genovese di Neglio Ferrando o altro, e anche volumi propri, le fiabe a Genova e via via le fiabe e soprattutto citato quello che veniva citato, Una vita in villa, che racconta la trascrizione di questo contadino che aveva vissuto nella villa, che è anche a mio parere un documento straordinario. E ci viene restituito così un patrimonio ingentissimo della cultura popolare ligure limpidamente, senza sbavature stilistiche, con una cornice giocata su una memoria affettuosa, su una vasta e mai ostentata cultura, su una fine capacità di lettura che è capace anche di stimolare il lettore a fare riscontri, a confrontare memorie d'infanzia, brandelli di storie sedimentate nel profondo. Ed è significativo il fatto che proprio lei leghi questo patrimonio alla concretezza, io dico anche la concretezza tutta ligure se vogliamo, del racconto. A un giornalista, a Guido Arato appunto, che le chiedeva nel 93 qualche notizia su questa concretezza, lei risponde: mi fa piacere sentirmi attribuire concretezza nella scrittura, perché a volte, siccome scrivo anche fiabe, vengo assegnata al versante favoloso fantastico. Si dimentica che le fiabe sono molto concrete. Questo realismo dei particolari io lo riconosco come mio. Quindi era molto precisa nelle convinzioni e molto precisa in quelle convinzioni che partivano dalla fine degli anni 50. Proseguiamo. Un'ulteriore testimonianza viene perché rifiuto e rifuggo dalle citazioni, diciamo, autobiografiche, ma io ho avuto modo di lavorare in anni ormai lontani, i primi anni '80, la fortuna di lavorare con Pachi Solinas, perché entrambi eravamo stati cooptati da Mondadori, Oscar Mondadori, per fare questo volume di fiabe liguri, lei a tradurle e io a scegliere fare la prefazione. Lì c'è solo una brevissima citazione del lavoro. Voi tenete presente che l'unica raccolta di fiabe liguri vera, organica, e la Liguria non può essere diversa, è unica regione in Italia, non è scritta in italiano. È pubblicata in Francia nel 92 da questo americano, James Andrews, che ricco avvocato americano viene a vivere, compra una villa a Mentone e si mette a studiare il dialetto mentonese, pubblica volumi, diventa
responsabile addirittura di una parte della cultura mentonese, degli studi filologici sulla cultura mentonese, diventa socio delle più importanti, diciamo, associazioni di folklore in Inghilterra, viaggia moltissimo fra Inghilterra, Germania, Francia, e a un certo punto negli anni 90 decide di raccogliere dal dialetto le fiabe liguri, da Mentone, che considera Liguria, anche se non lo era più politicamente, fino grosso modo a Sestri Levante, non arriva verso Spezia. Sono fiabe che sono in un volumetto tuttora prezioso, eccetera, e che quindi hanno rappresentato una doppia sfida, perché Pachi si è trovata a tradurre dal francese delle fiabe che erano tradotte da un americano, peraltro, di lingua inglese, ma dal dialetto. E non da un dialetto, ma dai vari dialetti che questo incontrava perché intervistava amici o donne del popolo, eccetera. E il lavoro, e lì ne ho messo solo un esempio, per far vedere come, ma gli esempi potrebbero continuare, Pachi sia riuscita a dare anche quel tono colloquiale, allora le dice così, che sono i modi della narrativa, dell'oralità, anche a una lingua francese, ora non sto a entrare nei dettagli, che vi assicuro è una lingua, l'ha notato anche Calvino, che tradusse per le fiabe italiane qualcuna di queste fiabe, una lingua proprio approssimativa, cioè prendeva dal dialetto e traduceva letteralmente. E quindi questo è stato un altro sforzo, ma io credo uno sforzo che dà la misura anche del suo impegno, se vogliamo, filologico, ma sempre attento alla dimensione popolare narrativa. E arriviamo alla conclusione. La conclusione è questo volume fondamentale che ha avuto 3 edizioni. Devo dire l'ultima, mi consentirete l'ultima autocitazione, nel 22 è stata ristampata la fiaba come racconto, ma grazie all'interessamento delle figlie che avevano schedato, eccetera, siamo riusciti a mettere insieme con l'editore Topi Pittori non solo una ristampa di questo saggio che era stato pubblicato da Marsilio nel 76 e nel 93 da Mondadori, ma anche una ristampa integrata con un'antologia degli articoli sulla fiaba che così a mio parere rappresentavano una scelta importante per dare idea di quello che ho cercato di dirvi in questo intervento. Io leggendo quegli articoli, leggendone molti, mi sono accorto che davvero Beatrice Solin Saldonghi ha fatto della fiaba e della sua storia il terreno privilegiato di un'avventura della scrittura che oggi, se vogliamo tirare un po' i fili, come diceva lei, ci appare questa avventura della scrittura in tutta la sua generosa grandezza, e di questa generosa grandezza noi le eravamo amici, le eravamo grati anni fa e le siamo ancora più grati oggi. Grazie.